Pier Mario Vello, un bellunese trapiantato a Milano, ha presentato venerdì 16 dicembre scorso, in una serata culturale intitolata La strada rovesciata, alcune poesie tratte dal suo ultimo lavoro, La casa sonora, lette con trasporto da Federica De Colle e Patrizia Bertoli e sottolineate dalle note espressive della fisarmonica di Luigi Budel. L'autore, forte della sua vasta cultura filosofico-letteraria e di una lucida analisi della criticità economica, sociale, culturale e morale del mondo attuale, ha spaziato in numerosi campi della realtà contemporanea, cercando un approccio, tramite la poesia, al divino. La casa sonora, che nel titolo si rifà ad un suggestivo e nostalgico luogo della fanciullezza del poeta, si inquadra in composizioni di non agevole comprensione in questa ricerca. La serata è stata introdotta da Marco Crepaz, coordinatore del social network bellunoradici.net, di cui Pier Mario Vello fa parte, e da Ester Riposi, presidente della biblioteca ABM Dino Buzzati, promotrice dell'incontro.